QR code, che in veneziano non so cosa significa, però lo chiediamo ai Rusteghi, che è Rusteghi è un'opera lirica, cos'è un musical? È un'opera teatrale di Carlo Goldoni, ma no. è diversa, poi noi intendevo abbiamo chiamato quello. Rusteghi per un'altra io l'ho vista qui tra l'altro al Goldoni, no? Il teatro? Sì. L'ho vista recentemente, che sono quelle pazzie che ogni tanto si fanno, anche perché c'era Natalino Balasso fra gli attori, però sfido a riconoscerlo perché era un ruolo, diciamo, minore, ecco, quindi non faceva parte di questo cast, i Rusteghi. Quindi, diciamo, mi sta particolarmente simpatico questo locale, uno dei tanti a Venezia, non so quanti mila siete. 1600. Ecco qua c'è anche, come dire, un'enoteca dove si può anche mangiare qualcosa, certo. Ed è stata premiata con 3 cavatappi. E siamo con il sommelier Ice Fisa, ecco, esiste anche la Fisa, anzi tutto nacque assieme, no? Poi si sono divisi, si continuano a dividere chiaramente, naturalmente, fino che saremo tutti sommelier. Assolutamente. Ecco, anche perché il vino del popolo, lo dice Luca Gardini ogni tanto, ma secondo me è giusto, il vino del popolo, e quindi poi non servono tutte queste cose, il vino deve piacere, se mi piace un vino, il vino è quello, no? Certo. Ecco, quindi affidatevi sempre al vostro gusto, questo che si impara anche quando si diventa campione del mondo, come questi qua, insomma, ecco, che devono... Bene, allora i Rusteghi, Esatto. I Rusteghi, ecco, ci siamo, intanto con la pronuncia, 3 cavatappi, questa guida che io ho ricevuto per caso, ma ormai non sono sorpreso a eventi che arrivano a manne che arrivano dall'alto, o mani che arrivano dall'alto, perché mia mamma diceva c'è una mana, è arrivata una mana dall'alto, una mana, lei mixava le due cose. E quindi, visto che non c'è più, allora la domanda sarebbe questa: di questi 3 cavatappi siete pochi in Italia? Sì, con questo... da quello che mi ricordo dobbiamo essere tipo una cinquantina. I soliti 50 best d'Italia che best, hanno principalmente, chiaramente, una cantina, cioè qui si viene a comprare il vino. Qui si vede a bere il vino. Si beve. Se io voglio comprare una bottiglia... Sì, lo puoi comprare, però a me piace che la gente si sieda e se la beva qua. Perché io non sono una bottiglieria, io sono questo è un po'... come si dice, masochista, sadomasochista, una cosa del genere, ecco, quindi nel senso, se poi te la bevi anche qui, chiaramente, ecco, quindi apprezzi anche che c'è la gastronomia, c'è tutto il contesto, appunto, veneziano delle ombre. Sì, il Rustegotto. Ecco, quindi il nome è tutto un programma. Quindi ecco, visto che c'erano già le bottiglie, le 3 bottiglie, le 2 bottiglie, una bottiglia, qui abbiamo i 3 cavatappi. 3 cavatappi, ma ti posso assicurare che di 2 e un cavatappo non ce ne sono. Ci sono, tipo la Baita, la conoscerai a Faenza, che ha solo l'indirizzo, per farti capire, quindi evidentemente qui si passa dall'indirizzo ai 50 best, appunto, come enoteche. Non mi ricordo se sono 50 o 100. Vabbè, comunque sono, ecco, quindi sono chiaramente... poche... No, ma sarà una cinquantina. Sarà una cinquantina, nel senso che come cavatappi a Venezia c'è questo. Poi nel Veneto, non so se c'è un amico collega che ha preso anche lui Verona indubbiamente. Sono io, Verona, Ferro Wine a Castelfranco, ma lui è un distributore, perciò sai. Ecco, non c'è il ristorante, non c'è. Esatto. Ecco, quindi. È proprio bottiglieria, sì. Ecco, lui vende anche, sì, a voi. Loro hanno premiato sia le enoteche, ma anche coloro che vendono il vino. Ecco, ma ci sono anche i Conad. Certo. Ecco, quindi c'è anche l'angolo, quindi la guida è molto interessante, è stata fatta dal Gambero Rosso, ha considerato chiaramente, noi rispettiamo chiaramente, io non sono un loro collaboratore, ma rispetto chiaramente il lavoro, che è di grande aiuto, e anche perché poi il giornalismo è fatto sempre di notizie altrui, di ANSA, di comunicati stampa, di cose che apprendi dai colleghi, quindi tu puoi approfondire magari a modo tuo, e quindi insomma è arrivata un po' a sorpresa questa cosa, te l'aspettavi? No. Intanto siamo con nome e cognome. Io sono Giovanni D'Este dello stesso. Ecco, Giovanni D' apostrofo Este. Certo. Con Este non c'entri nulla, cioè non hai no. di dove fanno la pista, mio zio c'è lo la chiamavano farina. il Conte, lo chiamavano il Conte per cui era convinto. Conte d'Este. Sì, perché poi era convinto che veniva fosse dal cognome. Ecco. Lui era convinto di essere il Conte. Ecco. Ma no, è arrivato questo premio inaspettato, sinceramente, tant'è vero che
quando mi è arrivata la mail ho immediatamente chiamato l'executive che mi ha mandato la mail. Dico, scusa, dico, non mi prendi in giro, cos'è sta roba? No, dice, è un premio che volevamo darle. Va bene, ho capito, i soliti premi, quanto devo pagare, perché guarda, non mi interessa, non è la mia politica. No, dice, veramente siamo venuti un po' di volte, abbiamo avuto sempre dei buoni Se risultati. ti presenti ti ospitiamo anche in albergo. Ecco, perché qui è successo, tra l'altro se posso aprire una parentesi, qui a Venezia ci fu un ristorante che entrò nei 50 Best quando iniziarono i 50 Best. Questo ristorante è stato invitato, ma evidentemente o avevano da fare, non sono andati, avevano paura chiaramente di affrontare dei costi. In realtà 50 Best, San Pellegrino, Acquapanna, il bello di questa classifica è che sei ospite. Ecco, quindi evidentemente gli Alaimo hanno capito questo ristorante, il primo a essere appunto segnalato proprio spontaneamente grazie appunto ai lettori, è un ristorante di un locale non grandissimo come questo, adesso purtroppo non mi viene in mente il nome, ma ve lo diremo prossimamente, però ecco, quindi, perché chiaramente c'è questo timore, perché qui non siamo la Mama, ecco, tanto per te, qui siamo in un'enoteca, in un posticino tranquillo, dove appunto si può bere con un ottimo rapporto qualità-prezzo, poi vedo che le bottiglie di Massetto eventualmente, se si vuole spendere qualcosa in più, ci sono. Vabbè, ma vendere le cose così è semplice, no? È bello anche comunicare le piccole cantine, anzi è molta più soddisfazione comunicare le piccole cantine, le cantine un pochino più da ricercare, fare proprio il lavoro dell'enotecaro. Io per esempio sto attento che questo potrebbe sparire, per esempio questo che è un canaiolo, che di solito taglia, che è un 2006, ecco, quindi che potresti tranquillamente, ecco, quindi, no, perché metti questa più avanti e però magari se ne accorge, vediamo quella dietro, ogni tanto viene a mancare qualche bottiglia, mai successo. Anche perché io so come le metto, so dove le metto e conosco i clienti che entrano. Bene, no, stavamo scherzando, veramente tutto per alzare l'audience, ecco qua, ecco, perché queste sono interviste che non vengono più fatte radiofoniche, anche perché poi ho scoperto che qualcuno, se è radiofonica adesso non la fanno più, ecco, quindi mentre prima era il contrario, ecco, quindi volevo fare solo radiofonico, comunque va benissimo, quindi è comunque una cosa che faccio durante la mattinata, che poi utilizza il brand di Radio Milano TV o di The Sommelier Blog Wine, l'altro canale YouTube, e quindi surprise, era un congresso, un convegno, dove si sono riuniti, dove hanno consegnato all'Eur Roma. A Roma, sì. Ecco. Mi dice, lei vuole partecipare? Dico, certo che voglio partecipare. È come la prima volta che mi hanno dato il premio, la stella del Foodies, sono andato giù a Roma. Spesato. No, mi sono spesato da solo. Vabbè, però ospite in albergo. No, perché io vado e torno. Ci sono ecco, quindi non ce n'è stato bisogno. I treni sono talmente veloci. Era così per capire appunto che non bisogna avere paura di questi inviti. Assolutamente. Ecco. Zero. Anzi, bisogna andare, bisogna presenziare. Certo. Quando si viene premiato bisogna andare. Bene. Anche perché bisogna. È successo a febbraio, abbiamo detto? Sì, febbraio. Quindi dopo e poi ho vinto questo bellissimo premio, per i primi 3 mesi l'ho preso a bottega, si dice a Venezia. Ecco, si dice così. E quindi la cosa è andata così, ma si è capito come mai ci hanno preso, insomma, sono convinti, ecco, quindi nel senso che hanno dato questo premio perché ci sono delle caratteristiche. Cos'è che può aver fatto la differenza? Ma sai, io negli anni credo Pinchiori non l'ha preso. Che sia il rapporto qualità-prezzo, che sia il prezzo. Secondo me perché Pinchiori comunque è una certezza, no? Si sa che la cantina, una delle cantine, forse la cantina più prestigiosa d'Italia. E non è quello, ecco, non è quello. Ecco, ma anche qui l'antico Martini mi sembra lontanamente, in One Spectator forse ancora, però è una cosa che io so che a Venezia è che i vini chiaramente costano il triplo come tutto, sembra quasi di essere in Svizzera, e quindi il fatto che questo ricarico magari qui non ci sia, non lo so. Ma guarda, l'ho buttata là. Io ricarico, cerco di essere equilibrato per riuscire comunque a vendere il vino, non me lo voglio tenere sugli scaffali. Mi tengo sugli scaffali le bottiglie che vale la pena. Ecco, un Sassicaia. Io il Sassicaia, quando ce l'avevo, lo mettevo anche al bicchiere, perché ero l'unica enoteca a Venezia. Quanto era un bicchiere? 35 euro. Invece dei 50. Lo vendevo a 35 euro, ero l'unica enoteca a Venezia che faceva Sassicaia al bicchiere. Quindi bicchiere quanti centilitri, così per essere 100 grammi.
100 grammi che sarebbe 0,1. Sì, 10 centilitri. No. La porzione giusta. No, non ho mai pesato. No, 100 grammi. So che non ingrassa più di tanto. No, va bene. Arrotonda, non ingrassa. Ecco, allora Poi capisco. cercavo di dare l'opportunità a tutti quanti di assaggiare dei vini che senza prendere la bottiglia, perciò mi sono sempre avvalso del Coravin quando è uscito e francamente avevo visto un po' l'incremento di queste bottiglie. Poi alla Un fine Sassicaia fatto estratto col Coravin. No, perché c'è da Coravin. sbagliarsi, c'è da, ecco, quindi bisogna stare attenti. Quindi viene estratto la bottiglia, chiaramente ha questo ago che va all'interno ecco, del esatto, tappo. viene fatta fuori nel giro poi di Allora loro di ti qualche danno settimana. shelf life per un anno. Dal Ecco, un anno. quindi chiaramente Insomma, voglio dire, un anno poi se chiaramente di venderlo, no? se chiaramente viene elargita subito, no? Meglio. Viene anche proposta una Anche volta perché stillato il primo, no? Anche perché è comodo fino ai 4 bicchieri, no? Certo. Dopo dai 4 in giù Non riesci conviene. più a estrarre. No, riesci ad estrarre, ma non ti conviene. Perché metti più elio, metti più gas dentro per riempire, Ecco. di conseguenza spenderesti molto di più Ecco, perché c'è comunque è un costo ecco, per questa questo capsula. fai 3 cavatappi, nel senso che stiamo spiegando una cosa, ma c'è una carta io mi ho sempre paura di sbagliarmi col coronavirus, c'è anche perché io abito praticamente, sono nato vicino alla Caviro, quindi è un po', quando devo usare il termine di questa pistola, no? Ecco, sempre un po' c'è un menù, cioè, perché una volta che si apre una bottiglia, chiaramente Allora, la bottiglia dovrebbe andare a finire lì, in teoria. Normalmente Disponibile per... ci sono io che parlo, no? Non so, Ecco. Il Deus Machina qua sono io. Ecco. Nel senso, se so che ho aperto una bottiglia, cerco di proporre quella. Cioè, il trucco del mestiere. Ecco, un po' dove stanno i 3 cavatappi. Un po' anche a Venezia c'è del soramanego, un po' di mano, un po' di... Certo. Sai, dopo a seconda anche del piatto che gli prepari. Se apro ad esempio un barbaresco e magari mangiano la triglia di scoglio, non gli do il barbaresco, però magari cerco di avvicinargli qualche altro vino, eliminando quello, anche se giocando sulle temperature di servizio puoi bere anche vini importanti, anche con il pesce. Certo, ci mancherebbe. Poi c'è sempre là il lago di Caldaro, la Schiava. Certo, Santa Maddalena salva sempre. Ecco, poi c'è quello anche dei castelli di Jesi, no? dove si produce praticamente il verdicchio, c'è il vino, il vino del posto, Lacrima di Moro d'Alba, ecco, che è un altro penso di vini che si possono abbinare. Quindi 3 cavatappi non significa che ne hanno solo 3, ecco, quindi No, che ce n'è, assolutamente. ecco, non è quello, ecco, non è il numero di cavatappi. Poi sai, negli anni ho Disponibili. cambiato un po' la destinazione qui della bottega, perché all'inizio avevo per dire 99 tipi di champagne diversi, 400 etichette, 400 etichette di vini francesi. Nel tempo li ho venduti perché sostanzialmente la gente che viene qua, i miei clienti, sono assolutamente turisti o nostrani, ma del vino. Quindi c'è stato un ridimensionamento, perché sono poi magari portato 3 cavatappi non sono proprio come Pinchiorri, queste grandi bottiglie che non hanno neanche i francesi, se parli di Romani Conti, tanto per dire, o comunque di vini francesi, non è questa grandezza che poi è quasi come avere un cavò, no? Come avere chiaramente, quindi no, invece penso che i cavatappi sia questo lavoro, ecco, che deve fare il sommelier. Loro fanno il premio era per la promulgazione, la divulgazione del mondo vino. Bene. Questi sono i tre cavatappi, questo è servito. Ecco qua. Questo serve, quello di comunicare che il vino non è solo edonistico ma anche un alimento ed è un piacere. Bene, vi ringraziamo perché sono arrivati i clienti vanno serviti, perché lui è one man sommelier, cioè praticamente fa tutto lui, arriva anche il cuoco, la cuoca. Sì, ecco qua. Ah, ecco, quindi tutto factotto. Cuoco, sommelier. Ecco, perché chiaramente uno fa per 5, dopodiché se serve una persona in più un casino, perché magari vi scontrate. Fino a dove arrivo, Elio, arrivo. Bene. Dopodiché aspettano. Bene, Deste. Alla prossima.